200 luci ad illuminare le vie di Castelfranco per dire stop alla tratta, libera la vita. La tratta è quella della prostituzione, la vita da difendere è quella delle ragazze costrette a vendersi sulle strade dello sfruttamento. Ad organizzare la fiaccolata la comunità Papa Giovanni XXIII, che con le sue unità di strada, 4 quelle finora attive in Veneto, offre sostegno alle prostitute. Parte da qui una richiesta rivolta al governo Renzi perché venga varato al più presto un piano antitratta. La prostituzione non può essere considerata una ricchezza, aumentare il PIL, il prodotto interno lordo, ma è un grande disonore per un paese civile. Tra le centinaia di fiaccole, la voce di chi ogni notte scende in strada ad incontrare e a parlare con queste ragazze, come Luca Rinaldi, responsabile di zona della comunità, o come Don Luca Favarin. Questa sera vogliamo dare voce a chi non ha voce, dalle ragazzine minorenni alle donne prostituite fino al 7° mese di gravidanza. Una delle cose più drammatiche, pesanti, umanamente orribili, è vedere il senso di caccia che avviene lungo le strade quando i clienti vanno in cerca della preda per quella serata. La voce di questi volontari è la voce delle schiave dei giorni nostri. Non lasciarle sole, perché nessuna donna nasce prostituta e non possiamo continuare a tacere, girarci dall'altra parte e far finta di niente. È un'ingiustizia che non possiamo permetterci. Il premier Renzi ha annunciato che entro 3 mesi verrà varato un piano antitratta con misure che scoraggino o riducano la domanda a fonte di tutte le forme di sfruttamento, e tra queste misure la comunità Papa Giovanni XXIII propone sanzioni severe nei confronti dei clienti. Vogliamo che quello che si raccoglie da queste sanzioni venga destinato a favore di queste ragazze, venga utilizzato per contrastare in un lavoro di rete efficacemente il racket.